dicevo di questo contrasto che è un tema ricorrente nel teatro sacro, del contrasto tra la lingua, diciamo, del dominato e la lingua dei dominatori. Adesso riproponiamo con Mario il pezzo che abbiamo già fatto la volta scorsa, con Mario Fulchesu, il pezzo del medico per forza, dove ci sono troppi microfoni accesi così. Il pezzo del medico per forza, dove il povero padre di famiglia che ha la figlia brutta ha chiamato il medico. In realtà il medico che gli hanno portato non è un medico, è solo un contadino che a forza di bastonate per forza deve dichiarare di essere medico, e che, non sapendo come fare, come togliersi l'impiccio, fa finta di essere medico e adotta il linguaggio altolocato, confuso e nebuloso dei medici. Ora, nell'originale di Molière questo linguaggio è fatto col latino e col greco, soprattutto col latino. Vi do il pezzo di Molière tanto per farvi un'idea, e noi abbiamo reso questo con l'italiano, cioè con quell'italiano misterioso negli articoli di Sole 24 Ore, ma anche negli articoli di prima pagina dell'Unione Sarda, quegli articoli che adottano frasi misteriose per spiegare ai pensionati come mai gli hanno tolto la pensione, che ovviamente, siccome non è una cosa che si possa dire in maniera nuda e cruda, Rinati Bogasu Dinai, bisogna trovare le cose, l'inflazione, la sperequazione, la stagflazione, eccetera, per cui tutto si può ingoiare. Il medico, il falso medico di Molière dice al padre di famiglia: entendez-vous les latins? En aucune façon. Vous n'entendez point les latins? Non. Capricias arcituram catalamus singularitas nominativo ec musa bonus bonabonum, Deus sanctus est me Horatio Atinas, etiam qui quale por qua, quia substantia irtivum concordat in geniti numerum et casus. Cioè, spara regole di grammatica latina facendo finta che sta parlando di medicina. Ora Mario farà questa cosa usando l'italiano per confondere il povero padre di famiglia di Campania. Nosus grande dottoris e conosceusi nantis cosas, un ignorante viene sinaume costu e satteru deovero a primo corpo lomba su scopo e di pazzo uscire che a sa villa è muta. Eia, ma deve una bollicina, che a me dipende tu. Ah, non de brus facili. Tutto grande dottori che hanno scritto un libro su a pizzo di queste cose, ti hanno destinato s'impedimento dessa azioni, dessa funzioni, dessa lingua. Eia, ma deve bollicini pure ti ha un dipende di questo impedimento, dessa funzioni, dessa azioni, dessa lingua. Aristotele ha scritto un libro, ma non sapete di questa cosa, ma un libro su Arauso veramente, ma Dio sapete, Aristotele vede un grand'uomini, un grandissimo uomine, e di Augusto Burue, questa storia si ne già inventina, vedrai la salmone. Ma questo te lo non contosa. Ma torre usannoso su. E io penso che questo impedimento dessa funzione, dessa azione, dessa lingua sia da causare di una spezia di umilità. Che no, su sceu, su seriau, su umilità di peccanti. E peccanti da essere una spezia di umilità di peccanti, da su momento che tutto il lavoro formato su delle esalazioni, si indiazza da delle regioni, dove si formano da smallatie, sapendo modo denai. Questo tu comprendi italiano? Oh, no. Non comprendi italiano? No. È la nozione dell'emozione, dell'inflazione, dell'espansione della pensione, nella stanzione, per equazione della funzione, stagnazione, che poi si chiama stagflazione, che significa la distrazione del capitale che per l'azione congiunturale dell'intervento sensazionale della vita semestrale conseguenziale alla rettifica del atteggiamento convenzionale in variazione
nobile rimane immobile, perché quel nobile concorrenziale non vada in crisi esistenziale, per cui l'ignobile ma non vale quanto vuole valere intero assetto dirigenziale. Ma digerisce, si sente male e poi finisce all'ospedale. Oh, io a te non ho più studiato. In noi, tutto gusto vapore chi se unarendo, venite a passare, e sama non manca, a onde collocau su pigau, stavate in deretta, a onde collocau su corpo. A risulta da chi su mormoni, no, in italiano si triau su borsa, teni comunicazioni con su cervello, in latino vita. Opera de sapena sbuita, in greco ola, agatta da mi scamino, tutto gusto, vapori, chi da buonauti, preni di somopla. E si commenti, tutto gusto, vapori, chi da buonauti. Ci che comprendi bene gusto e ragionamento lì. Sì. E si commenti, tutto gusto, vapori, chi da buonauti. E l'intonuranti del malesa che causava dessa ziccadura, dessa umidità, che si forma, sapete, sbuire del suo diaframma succede chi? Tutto gusto vaporisi, o la borsa o la vita, de Michelisi, de Mita, de Rizus, de Bascio, Crachisi, Grasi, de Basi, Basiusa, Basinato nucleare, Vizzinato, benvenuto, Maghini, Marini, Volbigoni, Cicciolino, Redcalma, Gubeni, Magumali, Forantini, fora tutto. PC1, P2, TG3, il giorno, il mattino, la notte, la sera, l'unione, quella c'è che la sorte della muta. Ecco, voi questa vita è diventata muta. Grazie, suo dottore. Allora, dicevamo restituire attraverso una lingua vissuta socialmente la vitalità, il fascino dei testi teatrali classici. Questo vale per Molière come vale per altri autori. Avevamo esemplificato la volta scorsa sul testo di Plauto questo tipo di operazione. Juventus nomen fecit periculum iria ovviamente quando è detergio. Forse si vede, da questa parte c'è il testo latino che occupa mezza pagina e da qui c'è la traduzione italiana che occupa una pagina fitta. Bene? Cioè questo per dire lo sforzo, che poi è uno sforzo inutile del traduttore italiano, che non è uno qualsiasi, è Ettore Paratore, per rendere l'originale latino. Bene, non è che lo dico per vantarmi perché sia una mia bravura, è una bravura della lingua sarda. Io ho tradotto questi pezzi con lo stesso numero di parole dell'originale. Vi faccio l'esempio non sul pezzo che vi farà Mario tra un attimo, ma sul pezzo niente, non ce l'ho, quindi non ve lo posso fare, ve lo fa sul pezzo degli insulti che si scambiano anche in questa commedia Marito e moglie, ma non fa niente. Allora niente, diamo subito la parola di nuovo a Mario che ci presenta come figura viva la figura di Scovitta, che è la classica figura del cagliaritano maggiore. Guardate che leggendo i documenti che mi passavano questi giorni Tito Orru e Marilena Ferrai Coccortu per documentarmi sull'epoca del Settecento eccetera, ho trovato descrizioni che parlano dei cagliaritani come di gente maggiore. Quindi non è che sia una cosa che è venuta fuori adesso nel dopoguerra, dopo Sanno dei Sulvammini, dopo il 42-43, quando la fame era veramente forte e quindi come una specie di rivalsa sulla fame patita in guerra. No, è una storia. Gli Stralis Marcellus esistono, hanno degli antenati nei secoli passati. Questo è la figura del profittatore latino di Plauto, del parassita cliente che va in giro a mangiare in casa
d'altri e che qui è riproposta nella chiave del Mangione popolare cagliaritano. Vai. A mezza in giocare, ma da non mangiare sconfitte. Quando sei un sammesa, mi scofo tu. Però, su soli si volta, brasonesi incatenato, a me mi pare di Marcos. Questa che è un disgraziato, aggiungi disgrazia, a pizzo delle disgrazie. Il primo desidero suo è desidero lo raffui. E lo raffai male si per di aprire. Dei campo a maniera, dei scatena, se ti devi vestire. Io sono incatenato adesso a qualcuno. E non vuoi si può, ci ho in catena di sattizzo. Non da papà, io fai ogni dia capire subito, ma bello me saprei. Allora io non si può più. Poi sono andato dopo del Giovannico, dico mio, sono chiamato incatenato, via dentro, ma incatenato in cipenco, io ogni dia. Io non ho brandi scetti, no, di salsa, ti prego. Sana d'ogni malattia, di modo da sangrare. Altro che macchina, il sicuro. Gli appetito è buono, quando si sono San Mezzo, figlia della Prato, un rumore di barra, sapare, tu frantoio, validi, e ben di battaglia che si sa causa in cui, quando si usa capendo, che io ho pillato di Prato, su, tocca già sia che si sa capito, di poter fare l'ultimo buccone. Però se non scampo di senza i tuoi poi a fare, teniamo un morticello d'uomo, una creatura più bella allevata, un po' lo teniamo come un frate, un gravito, ma buono, ma era il cibbone, non mi pare vero che si andava in cendesta, però anche io non ci sia bruso, poi tocca da pensare che vive sull'occhio, e poi io sono andato da un del Giovannico. Questa volta non vengo se che si sentire e stesso lo chiuso